È stato definito un momento storico quello che stanno vivendo i reparti di radiologia dei 5 ospedali della US 3 Serenissima. Ieri le condizioni meteo non hanno impedito alla nuova squadra di 5 primari dei reparti di giungere alla sede dell'ospedale civile, dove sono stati illustrati i nuovi arrivi per quanto riguarda le strumentazioni, 27 in totale, in parte già in funzione. L'investimento complessivo possibile grazie ai fondi del PNRR e grazie alla volontà della Regione Veneto corrisponde a 15 milioni di euro. I macchinari, importanti strumentazioni tra cui acceleratori lineari, risonanze magnetiche, TAC, mammografi, per godere dei fondi del PNRR dovranno essere collaudati entro la fine dell'anno. I lavori stanno procedendo su tutti i reparti degli ospedali interessati, Venezia, Mestre All'Angelo, Mirano Dolo e Chioggia, e permetteranno la sostituzione di oltre metà delle grandi strumentazioni, un intervento senza precedenti. Durante l'incontro sono state analizzate le attività dei reparti che, durante lo scorso anno, hanno erogato 508.000 prestazioni ospedaliere a cui vanno sommate quelle erogate dalle strutture private accreditate, per un totale di oltre 652.000 prestazioni che rispetto allo scorso anno sono in aumento. I tempi di attesa rispettano la richiesta di erogazione entro i 10 giorni nell'89% dei casi, l'86,6% per quelle a 30 giorni, mentre per quelle a 90 giorni i tempi sono rispettati nel 96,8% dei casi. Altra importante novità è il RIS unico aziendale attivo dal 1 di ottobre, un sistema informatico radiologico che permette di elaborare i dati su un'unica piattaforma comune a tutti i presidi ospedalieri e territoriali. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.